Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale in Sicilia a causa degli incendi e dell'ondata di calore. Il governo Schifani ha richiesto anche il riconoscimento dello stato di emergenza. La protezione civile siciliana ha stimato che i roghi hanno causato danni per oltre 60 milioni di euro. Potrebbe essere partito dal cavo di una stampante l'incendio verificatosi all'aeroporto di Catania. L'ipotesi è ancora da approfondire, esclusa la matrice dolosa. Continuano gli incendi in Sicilia, ci spostiamo a Palermo dove brucia ancora la discarica di Bellolampo. Distrutto anche un rifugio per cani. Scoperti in una spiaggia di Messina, droga, armi e munizioni. In manette un 48enne. In chiusura il meteo, diramata per domani l'allerta rossa a Messina, Palermo e Catania, anche se le temperature scenderanno di almeno 5 gradi. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento domani. Buona serata!